Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione congiunta di carabinieri e polizia in corso dalle prime luci del mattino a Reggio Calabria per l'esecuzione di 53 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti presunti affiliati alla cosca commisso di Siderno, una delle più potenti della Calabria e con ramificazioni in Canada, accusati di associazione mafiosa. L'inchiesta segue la scia di quanto emerso dall'operazione crimine del luglio scorso. Sottoposto a fermo dalla squadra mobile anche l'ex sindaco di Siderno, Alessandro Figliomeni, inserito, secondo l'accusa, a pieno titolo nella cosca. Affari di famiglia è questo il nome dell'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Torino che ha portato all'arresto di 12 persone, tra le quali 5 fratelli ritenuti i fondatori del gruppo. Smantellata un'organizzazione mafiosa specializzata in estorsioni nei confronti di imprenditori e gestori di sale gioco. L'associazione, che aveva contatti con l''ndrangheta e Cosa Nostra, stava pianificando omicidi. Tempestivo l'intervento dei militari. Una quarantina di perquisizioni sono state eseguite in Piemonte e in Calabria. Sgominata dai carabinieri di Cosenza, una banda dedita alle rapine, 2 le persone fermate e 4 quelle denunciate, tutti minorenni, ritenuti responsabili di 17 rapine avvenute in città negli ultimi mesi ai danni di esercizi commerciali. A capo della banda 2 maggiorenni, Alfredo Troni, 49 anni, ed Egidio Imbrogno, 21, entrambi pluripregiudicati che avevano istruito con veri e propri corsi di addestramento i 4 minori tra i 15 e i 17 anni. Elemento decisivo delle indagini è stato un coltello rosso, notato da molte vittime e trovato durante le perquisizioni domiciliari. I finanzieri del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Cosenza hanno proceduto questa mattina al sequestro preventivo di beni patrimoniali per un valore di circa 500.000 euro nei confronti di Andrea Orsino di Cetraro, genero del noto boss Franco Muto. Le indagini hanno consentito di appurare che Orsini, già coinvolto nell'operazione Azimut condotta dalla DDA di Catanzaro e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, aveva omesso di comunicare le variazioni della composizione del suo patrimonio. 2 pistole e relativo munizionamento sono stati rinvenuti ieri dai carabinieri all'interno dell'ospedale di Locri. Si tratta di una pistola semiautomatica Glock calibro 9x21 con matricola punzonata e di una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 22. Le armi erano nascoste all'interno di una tracolla di colore nero e occultate dal battiscopa di un pensile nei locali dell'elisoccorso. Le pistole sono state inviate ai reparti specialistici dei carabinieri per gli opportuni esami. È stata dissequestrata e riaprirà oggi la discarica di Pianopoli. È stato notificato ieri il decreto di dissequestro ai dirigenti della società che gestisce l'impianto di proprietà della controllata Ecoinerti. Stamattina la discarica avvierà le normali attività di gestione e dopo i controlli, già nel pomeriggio, secondo quanto riferito dalla Daneco, potrà accogliere i conferimenti di rifiuti. Il dissequestro è stato deciso dalla Procura dopo un sopralluogo dei tecnici incaricati effettuato ieri mattina. È stato inaugurato con l'introduzione del teologo Piero Coda a Catanzaro l'anno accademico dell'Istituto Teologico Calabro San Pio X della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale. Ad accogliere le autorità e tutti i convenuti, Natale Colafati, direttore dell'istituto. Vi hanno preso parte i vescovi di Catanzaro Squillace, Antonio Ciliberti, di Mileto Luigi Renzo, Antonio Cantisani e di Lamezia Terme Luigi Cantafora. Presente in rappresentanza del sindaco Olivo, l'assessore Tommasina Lucchetti. Come ogni anno si è rinnovata a Crotone l'antica tradizione dei fuochi di Santa Lucia. Nei quartieri della città, dal Carmine a Fondo Gesù, soprattutto i ragazzi si sono dati da fare per procurare la legna ed altro materiale di recupero necessari per fare gli alti falò. Questo antico rito festeggia l'evocazione della luce e sarebbe una reminiscenza dei culti dedicati alla dea romana Lucina e quindi originariamente ad Era. Sul lungomare è stata rinnovata anche la tradizione del grano di Santa Lucia nell'ambito delle iniziative di Natale tra la gente. La voce graffiante e l'anima blues della nota cantante newyorkese Amy Coleman saranno i tratti distintivi che animeranno i concerti di Natale organizzati dalla provincia di Cosenza. Per il 6º anno consecutivo i concerti rientreranno nell'ambito della campagna di solidarietà per un pozzo in più, per raccogliere i fondi necessari per la costruzione di pozzi d'acqua potabile in Kenya. Il progetto e il corposo programma delle tappe musicali sono stati illustrati ieri mattina, accanto al presidente Oliverio e Amy Coleman. Il tour partirà giovedì 16 dicembre da Roggiano Gravina.